Bene, eccoci qua. Oggi gruppetto numeroso per gita ambiziosa. Forse se conosci un po' la zona dovresti già aver capito a cosa stiamo puntando. Dopo la salita quest'estate in condizioni estive torneremo sul Coglians in condizioni invernali. La gita era già stata programmata da una decina di giorni e poi per fortuna siamo stati premiati con una bella nevicata. Ieri ha fatto circa un 10 cm, Alto Lazzi 10-15. Adesso man mano che saliamo la neve sta aumentando e non c'è tantissimo fondo, ma dovremmo riuscire anche a scendere fino di nuovo Alto Lazzi sciando. Ora abbiamo appena lasciato la strada che continua e sale al Marinelli. Noi proseguiremo qui, adesso praticamente arriveremo nella conca dove d'estate arriva il sentiero Spinotti, poi da lì si sale sul canalone e ultimi 100 metri probabilmente coi ramponi, quando adesso abbiamo iniziato a vedere un po' la cresta del Picchiadin, mi pare, è molto spelata, deve aver tirato vento. A Moraretto tirava ancora un po' di vento, però insomma non dovrebbero esserci condizioni malvagie. Bollettino, valanghe mette 1,2 gradi, solito un po' di pericolo per neve ventata e lastroni. Come al solito, intanto saliamo, poi pian pianino si vedrà di valutare. Ci sono tutte le condizioni per un'ottima gita. A dopo! Allora, dopo un'oretta e mezza siamo usciti al sole, siamo arrivati a questo primo, chiamiamolo falsopiano. Qua dietro si vede il pilastro del Coglians e noi praticamente dobbiamo girare a sinistra, poi dopo tra un po' si vedrà il canale, quello che risaliremo. Qui tra l'altro davanti, adesso alla fine di questo falsopiano, questa valleccola, dovremmo arrivare dove in estate si arriva dal sentiero Spinotti, almeno mi pare che sia lì sopra. Purtroppo le condizioni della neve in realtà sono meno interessanti di quanto pensavamo. Ha tirato molto vento, tutte le cime sono praticamente spelate e anche qui adesso c'è molta crosta. Ci deve essere stato vento molto forte ieri e quindi vabbè, adesso insomma neve comunque ce n'è, insomma si riuscirà a sciare. Magari non sarà quel polverone bello che sembrava alla partenza, ma di sicuro sarà una super giornata, una super gita visto la giornata. Ora davanti a noi ci sono 4 ragazzi, quindi non siamo i primi purtroppo, e quindi continuiamo, penso circa un'oretta e mezza e dovremmo esserci.
Bene, allora l'ultima pausa sono stato un po' ottimista. Alla fine ci abbiamo messo un po' più di un'oretta e mezza da là. In totale siamo stati 3 ore e 40 di movimento, effettivo un po' di più chiaramente, e siamo arrivati. Dopo l'estate, anche d'inverno, sono riuscito a fare la cima più alta del Friuli. È stata una gran faticaccia. L'ultimo tratto siamo saliti i Picche Ramponi, qua il Tosca ha portato anche gli sci, però le condizioni non sono eccezionali, si può fare. Degli altri ragazzi sono scesi sciando, però praticamente hanno derapato, pertanto sì, la discesa, questo ultimo pezzo non vale la pena, pertanto gli sci sono rimasti sotto. Dopo sotto sarà divertente, bisognerà stare un po' attenti alle rocce perché c'è qualche squaletto in agguato, però dai, adesso inizia il divertimento. Finora è stata una gran bella salita, molta fatica, ripagata da una vista stupenda, 360, praticamente solo il mare non si vede molto bene. Prima c'è stato un attimo in cui si vedeva un pochino, però veramente gran vista anche qua sotto sul Raukoffel, Valentine Alm, veramente spettacolare. E d'altronde, insomma, non è una cima difficile, è un po' faticosa, ma regala panorami ed emozioni davvero forti. Ora giù di nuovo per qua, si mettono gli sci e si torna alla macchina. Bene, cambio setup effettuato, adesso si scende. Le premesse non sono buonissime vedendo gli altri, neve un po' pesante, ma insomma l'importante è divertirsi. Dropping. Oh. Poi. Ho i quadri in fiamme. Cosa dici? Di entrare aggressivo lì? Entro lì e poi rigiro. Ci sta, dai. No. No, ma io mi sono venuto, sono venuto con le racchette, poi mi sono venuto. Se avessi delle anche buone, riuscirei a fare. Ma questa è una gran mossa. Aia. Sì, io ho beccato un sasso adesso. Lì ce n'era. Poi...
Bene, allora, dopo la prima discesa abbiamo deciso cioè, siccome in salita le condizioni del canale, quello che abbiamo risalito, non erano granché, c'erano tanti sassi fuori, rami, erano già passati 4 ragazzi davanti, quindi abbiamo detto, beh, invece che rifare la via di discesa andiamo sul Picchiadin e scendiamo da quella parte lì. Però forse non è stata una delle migliori idee. Il sentiero non era proprio dei migliori, alcuni passaggi interessanti, quindi forse conveniva scendere ancora un pezzo, ripellare, fare un'altra forcellina che è un po' più in basso, che comunque ci avrebbe permesso di arrivare qui. Però dai, adesso l'abbiamo fatta, quindi adesso cambiamo di nuovo setup, scendiamo prima a Rifugio Marinelli e poi giù fino al Tolazzi. Boh, meno non ci sono sassi.
Bene, siamo tornati al parcheggio. Alla fine per la discesa, almeno io, Tosca e gli altri due siamo scesi per la strada. È stato particolarmente divertente perché non c'era salito nessuno, solo uno con le ciaspole probabilmente, quindi c'era ancora tutta bella neve, bella fresca, per cui se si voleva correre si stava sulle tracce, se no fuori traccia si rallentava, quindi sciata divertente. Anche poi la strada dalla Malga a Moraretto era bella battuta, non era ghiacciata, quindi era quasi una pista da sci, quindi bello. Alla fine dai, è andata bene. Anche le gambe alla fine mi hanno assistito, non pensavo, credevo di essere bello stanco, invece sono venuto giù bene. Giro lunghissimo, poi noi abbiamo fatto anche quella deviazione lì verso il Picchiadin che forse non era da fare, ma bella cima, dà soddisfazione salirlo. La sciata non è stata un granché, però oggi diciamo che la gita oggi era dedicata alla cima ed è stata una gran bella gita. Difficoltà non sono grosse difficoltà, ci sono un paio di passaggi, bisogna essere un buon sciatore, chiaramente aver già fatto un po' di gite, poi l'ultimo pezzo si sale con Piccaramponi, lì per scendere devi essere proprio un ottimo sciatore alpinista, però per il resto direi un BSA come grado indicativamente. E poi a seconda delle condizioni del bollettino. E poi ci sono anche altri giri, perché vedevamo c'erano altre vie di discesa, non solo dal canale dove siamo scesi noi, anche dagli altri, quindi ci sono un po' di giri da fare eventualmente, anche se non si vuole salire sul Coglians, che ripeto è una gita molto lunga. Oggi adesso non ho visto il dislivello, ma probabilmente avremo fatto un 1300-1200 metri, quindi insomma un bel dislivello. Vabbè dai, io spero che questo video ti sia piaciuto e sotto ti lascio eventualmente qualche dettaglio qui sul giro e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!